pensare che il Nord era il motore del paese. E a te come vanno le cose? Ho bisogno di soldi, lo sai. Tutti hanno bisogno di soldi. Ho qualcosa per le tue mani da manovare. C'è un tipo alle case popolari che ha dei seri problemi con dei tubi in cucina, mi pare. So che te la cavi con queste cose, per cui ho pensato a te. Ho appena ascoltato Million Dreams, è proprio questo per me fare l'attore, cioè milioni di sogni che uno ha in testa e che nella vita non riuscirebbe mai a realizzare, in realtà attraverso l'arte della scena si possono proprio vivere, si possono vivere personaggi diversi e interpretare situazioni e vivere emozioni differenti, anche lontanissime da noi. Scriveva Denis Diderot nel suo Paradosso dell'attore, un testo secondo me che è una delle Bibbie fondamentali proprio per chi vuole fare l'attore. Scriveva che si dice che l'attore, dovendo interpretare molte personalità, non ne possieda nessuna. In realtà credo che debba possedere la sua, ma debba essere così malleabile, così strutturabile da poter anche calzare le vesti di qualcos'altro. E soprattutto a chi ha intenzione di intraprendere questo percorso, non è scevra la professione da fatica, da impegno e soprattutto studio e perseveranza. Non si deve inseguire il successo, si deve inseguire la soddisfazione professionale, almeno secondo me. Ma che cosa mi ha toccato particolarmente? In realtà sono molte le situazioni che ti toccano e devo dire che secondo me, o almeno per me, fare l'attore è proprio avere la voglia, la volontà che qualche cosa ti tocchi, che una situazione ti entri nel profondo, e se non si ha voglia di mettersi in discussione, se non si ha voglia di soffrire, se non si ha voglia di sentirsi inadeguati a volte oppure non all'altezza del compito magari, quindi sforzarsi, lavorare per arrivarci, secondo me è una professione che non si deve fare, nel senso che si deve veramente inseguire la consapevolezza di quello che si sta costruendo dentro se stessi e che non ci basterà mai, perché ogni volta cercheremo di più, ogni volta che una situazione, uno spettacolo, un personaggio ti tocca dentro, tu vorrai al successivo essere ancora più toccato, ancora più emozionato, ancora più pieno di tutte le emozioni che ogni cosa ti dà.